Ultimo giorno qua a Rovigo, naturalmente con Iva Dallara, il nostro illustre ospite, e con il grandissimo Renzo Marangon e il professor Maggi, inventore dello sprizzetto. Allora, che dire, chiudiamo con scherzetto o sprizzetto? Sprizzetto, perché siamo però qua. È passato il 30 di novembre. Sì. A Halloween. Parliamo della nostra provincia, visto che abbiamo due conoscitori sicuramente. Questa meravigliosa linguetta tra i due fiumi. Grande. Speriamo che stasera tutto vada per il meglio. Sì, io abito nel Basso Polesine, sì. Non ci abbiamo no, ma ieri sera con i carabinieri abbiamo fatto un sopralluogo, è di gran lunga inferiore a quelle pregresse. Sì, nell'85 era 2 metri in più, io ogni mattina vado a riprendere, quindi possiamo stare tranquilli. Però parlando della provincia, di luoghi comuni, ogni volta si dice, ma qua la provincia di Rovigo non c'è lavoro, guarda qua, stiamo morendo di fame, eccetera, eccetera. Poi dopo, controllando un pochino e anche con i nostri fuori onda, viene fuori che nel Basso Polesine la pesca va alla grandissima, il lavoro c'è, ci sono alcune industrie meccaniche che vanno benissimo. Mi sottolineavi il fatto che 4-5 capannoni qua a Rovigo centro hanno il cartello fuori, cercasi dipendenti, e quindi manca nella zona industriale. Quindi tra l'altro l'insediamento che ne abbiamo parlato di Amazon porterà 2000 persone, quindi in funzione di una provincia. Se andrà in porto la ZES, e poi ci sarebbe questo non solo grandissimo la ZLS, quella lì. Sì, che ne parleremo, ne abbiamo già parlato una volta, sarà una grandissima opportunità, sembra che sarà è passata, quindi ben venga, è sicuramente passata. Non ancora. È passata solo quando viene votata dal Consiglio dei Ministri. E non è ancora passata. Ma no, i giornaloni polesani hanno detto che già i giornaloni prima parlano, dopo pensano. Allora, come gli accordi politici, è vero che tu mi dai il posto A, sì, poi alla fine non succede niente. Bisogna aspettare che cosa? L'approvazione della finanziaria da parte del Consiglio dei Ministri, che la porta in Parlamento, e il Parlamento vota la manovra. È lì dentro. Perfetto, speriamo comunque. Speriamo. Detto questo, i luoghi comuni. Kit Carson, spariamo bene. Questa qua è la citazione che sapevo anch'io. Gli altri giorni avete tirato fuori Virgilio, altre cose. Kit Carson e Tex Willer di solito. Posso anche citare Diabolic. E poi tutti quanti noi abbiamo sempre pensato che si dice Tex Willer, invece si dovrebbe dire Tex Willer. Sì, Willer. Invece noi l'abbiamo italianizzato. Capitan Miki, Tex Willer, Zagor e via. I fumetti, noi non siamo cresciuti con i manga. Io sono vecchio come voi più o meno. Sì, appunto, io ci aggiungo altri un po' quelli scolacciati, il montatore, il Lando, Iacula. Ma questa è un'altra storia. Abbiamo tutti mangiato fumetti. Abbiamo tutti un background culturale importante. Io credo di avere una collezione tra di tutti i volumi che anche le riviste di Ugo Pratt. Non per niente, molte volte lo cito su Facebook. Io ma adesso sono sicuro di toccare un nervo, e forse anche il tuo, ma più suo. Perché Alan Ford dove lo mettiamo? Usteria. No, io non sono un grande amante. A me piace Alan Ford. Uno che fai non ti piace? No, mi piace, ma può dire, io mi sono un po' fermato a Ugo Pratt, a Milo Manara. Intellettuali? No, ma che intellettuali? Milo Manara. Anzi, F. Adino Battaglia, Adino Battaglia, Sergio Toppi, e quelli lì sono Milani. Più robe da fumetto. Iacula, Lando, ma anche Gallup di Tex, per carità. Vabbè, lo sprizzetto è veramente un contenitore, ci sta di tutto, anche Iacula e il Lando. Professore, prego. Allora, ma nella nostra provincia c'è effettivamente questi problemi economici, o è un luogo comune che da noi non c'è lavoro e invece il lavoro ci sarebbe e forse mancano i quadri per... Una notizia recente, voi sapete che a Ceregnano c'è una realtà industriale io credo tra le più importanti, non del Veneto o della provincia ma d'Italia, no? Un'azienda di eccellenza ad altissimi livelli, dove e proprio ieri ho incontrato, per altre questioni, perché io mantengo i rapporti quasi, non dico quotidiani ma settimanali con anche l'imprenditoria,
il responsabile mi diceva: guarda, abbiamo appena assunto 50 unità, perché le commesse a livello internazionale stanno andando, perché proprio si punta sulla qualità e l'eccellenza del prodotto, e lì i referenti sono la BMW, la Jaguar, la Land Rover, cioè le eccellenze internazionali. E mi lamentava appunto che ci manca, proprio anche nel settore dell'operatività vera e propria, delle figure specializzate, no? Ecco. E io, che sono appena andato in pensione da direttore dell'ITIS, dell'Istituto Tecnico Industriale Viola Marchesini, perché adesso ormai abbiamo anche è diventato Marchesini, i nostri ragazzi, ad eccezione di quelli che poi vanno all'università, fanno parte integrante già di tutto il pacchetto che vengono richiesti addirittura dalla terza alla quarta, alla quinta. Li prenotano già addirittura in terza superiore. Vengono già prenotati, in modo che poi li mandano la comunicazione per sentire se sono interessati. Abbiamo anche un rapporto buonissimo di alternanza avevano, perché io non c'ero, di alternanza scuola-lavoro, in modo che già i ragazzi che escono sono già formati, sono già a conoscenza di quelle che sono le aziende. Faccio pensare le aziende che ci sono qui a ridosso, la Incol, sì. Ha 250 dipendenti. Sai dove quello che ha appena detto il Presidente è importantissimo, perché però significa una modalità comportamentale. La TMB che ha preso una parte dei dipendenti e tutti i capannoni che erano della vecchia Bassano Grimecca, ha trovato un'amministrazione con la mente aperta. Cioè, noi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una mentalità aperta sugli investimenti, che in realtà è di pari passo la scuola come è messa, nel senso che se dici che la scuola riesce a formare. Sì, noi non siamo riusciti a fare l'ITS per questioni di sarebbero i 2 anni in più di ulteriore specializzazione. Certo. Sarebbero 5 più 2? Sì, perché ci mancavano alcune unità, e quindi la scuola non è stata fatta a Legnago, ma anche perché forse non è stato colto la valenza e il valore di questo investimento che si andava a fare insieme alle associazioni industriali. Però vedi, Presidente, dobbiamo fare una cosa. Noi siccome queste potenzialità ci sono, però sono andati via tanti polesani, anche per lauree sbagliate, sai, perché dobbiamo insistere su questo per far arrivare nuovi polesani. Perché i nuovi io parlo personalmente e so che anche il Presidente ha un figlio in giro per il mondo. Io ho 2 figli in giro per il mondo, vanno fondamentalmente in giro per il mondo, non solo perché ci sono possibilità ulteriori, però le paghe sono diverse, si prendono molto di più. Il sistema paese ho presente questa questione alcuni giorni fa a un convegno della CISL a Mogliano Veneto, no? Dove ho detto è impensabile che noi, le nostre eccellenze, anche se dopo dico un'altra cosa, che le nostre eccellenze migliori siano all'estero. Cioè noi investiamo, lo Stato, le famiglie investono perché poi i nostri figli, i nostri nipoti diventino i dirigenti degli altri Stati. È incredibile, credo siamo l'unica nazione al mondo che fa queste cose. Noi abbiamo una mobilità purtroppo negativa. Ma basti pensare, io parlo della Svezia, tanto per dire, e quindi ad altissimi livelli, i paesi più all'avanguardia del pianeta. Un welfare importante, ecco, eccetera. È la dirigente, per dire, delle Karolinska Institute, che è una di Bergantino. No, è di la dottoressa Cecchetto di Rovigo. Sì, di Rovigo. Quindi voglio dire, e la comunità italiana, tanto per dire, è una comunità italiana di altissimo livello, di eccellenze, e anche se adesso bisogna dare atto che il governo sta facendo un'azione di recupero di queste grandi professionalità, quindi sta cercando, per farli rientrare, una sorta di sgravi fiscali non indifferenti, in modo per attrarre questo know-how che è stato anche
che è stato anche acquisito all'estero, Certo. di portarlo in Italia. Bisogna riconoscere che è stato Renzi il primo. Sì, è stato Renzi, sì, bisogna dire che Renzi e addirittura anche con la possibilità di questi giovani coppie di acquistarsi una casa senza sgravi fiscali, per 8 anni avrebbero sgravi fiscali non indifferenti, quindi bisogna, e tanti, mi diceva anche mio figlio, stanno valutando la possibilità di rientrare perché il loro desiderio, volente o nolente, è quello di stare certamente, del paese dove sono nati. Usando un italiano sofisticato. Allora il futuro è un po' più meglio di quello che si pensa. Un italiano sofisticato. Mai perdere la tenerezza. Mai perdere la tenerezza. Quindi chiudendo le nostre puntate di Lo Sprizzetto, ottimisticamente la provincia di Rovigo ha davanti a sé un futuro importante o un grande, com'era lo slogan di Gasman? Un grande futuro dietro le spalle. Un grande futuro dietro le spalle. No, ce l'ha, deve credere più in se stessa. Sì. E non ascoltare i pifferai magici. Ecco, io mi impegno per il prossimo, io ho ancora un anno, no, e per il prossimo Presidente, anno, noi fra un paio di settimane facciamo un altro sprizzetto con lei di verifica. D'accordo. 2 settimane sono poche. Facciamo 3. No, dopo Natale. Dopo Natale. Auguri a tutti. Alla vostra, grazie ancora. Arrivederci.